Si sei sardu, quando partisi ti puoi impalla su un'isola in trena, in su coro, in so foeddoso, in ogni pensamento. So sardoso che ante la salsa del rissoro, poche recai fortuna in Italia e in su mondo, sunt medas, milli e milli. Ma sa Sardigna non dosa la sauso mai. In so circuloso, in so assozioso, in sa domoso, i può ancora si può in sardo, i può si cantanta sa scantata nostra, i può cocheu su culurzone se come te fachianta sa saiaias, si identità del so sardoso, sighi da biviti, mudata ma non muriti. Custu è su conto del sos ambasciatore de Sardigna, femminas e omines, chi mancai de attesu de sa terrissoro, sighint a ne costruiti s'anima, a imparare a fizos e nepodes so valores de una comunità intrea. Custas sun sa boche sissoro, sa storia sissoro, sa limba sissoro, ca esse sardos, non este pezzi una questione de geografia, est tu appartenenzia chi s'annoada d'ogni dia. Continua il nostro viaggio alla scoperta dell'universo Fasi. A Piacenza incontriamo un circolo che custodisce storie, tradizioni e memoria collettiva. Qui la comunità sarda ritrova le proprie radici attraverso iniziative culturali, momenti di condivisione e attività che valorizzano un patrimonio unico. Siamo in provincia di Piacenza, Saida si narra da Potenzano. Potenzano è il terzo comune che nos ospita, e però in nuovo sul luogo si narra da Gariga di Potenzano. Siamo in una costa manna del 1900, come si dice, dai Palamias. In noi facciamo il perimento dessa posa baccas, in noi facciamo crescere su bittello, facciamo da mandigare a tutto so bittello, e comunque noi lavoriamo dai su trigo a sosu, su trigo India, facciamo di tutto, può mandare avanti sicuramente un bel luogo famiglia. Io al circolo, siccome ci sono da tanti anni, sono dal 95, e quindi quando sono subentrata io non avevamo ancora, eravamo in pochi. Sono arrivato al circolo un anno fa, sono arrivato tramite le mie piccole conoscenze familiari. Mi è piaciuto subito perché è una storia che parte di Attesumeda. E te una idea de su che dipenti essi i sardos o voras da Sardegna che a me è piaciuto subito. Arrivo da Ittiri su 1997 e sono arrivato in Novo impare a Museremia. Siamo arrivati in Novo poi fare fortuna come te fanno tutto sul saldo. E sono arrivato in Novo e ho avuto conosciuto frate mio. Frate mio ci ha chiccato su Trivaglio e poi piano piano abbiamo chiccato su Tomo, tutti e due si impara. Il motivo che sono venuto via, come penso quasi tutti i sardi, per il lavoro. Il lavoro e anche più che altro per crescere come persona. Come penso qualsiasi sardo quando vedi che vuoi crescere con le tue gambe e non vuoi avere aiuto da nessuno, perché sai, un po' di noi, un po' di sardi di orgoglio ce l'abbiamo. Preferiamo crescere il nostro orticello con le nostre diciamo, braccia, forze, no? E penso che sia la cosa più giusta, la dignità di ogni persona, credo. Vengo da Samazzai e sono venuta in noi 20 anni fa. Sono venuto via da Porto Torres perché mancava il lavoro, non avevo una situazione stabile. Sono arrivato a Piacenza grazie a un mio carissimo amico che poi è diventato mio compare, perché mi sono sposato qua a Piacenza. Diciamo che mi sono fermato a Piacenza per amore. Sono arrivata a Piacenza, che tenia 22 anni. La madrina mia tenia su viso a Piacenza e zio Eugenia come babysitter.
Io sono arrivato in Noche con Manuela che poteva sa vicina mia. Siamo arrivati in Noche su 23 settembre del 97. Siamo arrivati in Noche con 2 valigie e devo ne passare a capite. Mi emoziona questa cosa, 2 valigie e 1,5 milioni in busciacca, poi carico il trivaglio. Poi da qui in poi comunque abbiamo fatto una famiglia, noi sono nati 2 figli, Eleonora e Alessio. Eleonora è nata di nuovo in Piacenza, è nata su 24 di luglio del 2002, invece Alessio è nato su 31 di luglio del 2007. Siamo arrivati a noi con questo che è figlia del suo sposo mio e mio povero mio. Poi taga isso intendia da sa bisogno da giocare con qualcosa di diverso, di realizzare in un'altra maniera. E soprattutto tenia da bisogno noi tutti studiamo in Castello, siamo tutti laureati in Castello e ho fatto un'ottima università in Gui. Quindi non siamo partiti a 18 anni, siamo venuti a noi che teniamo 30 anni, quindi teniamo già una vita nostra in Gui. Tenevo una vita nostra in Gui. Il distacco dalla Sardegna è stato molto difficile. I miei genitori non volevano che io me ne andassi, la famiglia, fratelli, le sorelle, nessuno. Sono partito che avevo 500.000 lire in tasca, senza macchina, con un lavoro promesso, quindi all'avventura completamente. Mi ha ospitato mio compare Massimo, l'attuale presidente del gremio, abbiamo un legame, siamo quasi fratelli. Sono stato 1 mese a casa sua che dormivo sul suo divano insieme al cane e da lì ho iniziato a lavorare. Poi ho conosciuto mia moglie, ho trovato una situazione lavorativa stabile e sono attualmente, diciamo, mi sento un uomo realizzato, ma per realizzarmi sono dovuto venire a Piacenza. Era una Piacenza grande, una città molto grande e poi si viveva bene anche qua a Piacenza, quindi io mi sono fatta subito le amiche e quindi poi è continuato ad andare avanti. Ho cominciato a lavorare dai di 20 anni e sono giunto nelle prime parti del nord Italia, in Ogga, a Torino. Dopo tempi ho cominciato a girare un po' d'Italia, un po' dell'estero. In Ogga, in questa zona, prima di venire in Ogga, sono stato a Canni a Verona. Dopo ci siamo trasferiti in Ogga, andavo l'abbiamo da 1 anno e ci siamo trasferiti in Ogga a lavoro. Anche io, come ti lavoro, fossi un metalmeccanico. Io la mia cultura, diciamo, sarda la promuovo tramite le mie pitture, essendo che diciamo, lo sento nel mio cuore, no? I miei dipinti parlano molto di Porto Torres, ma anche di tutta la Sardegna, parte di Cagliari, Nuoro, Oristano. No? Cerco di immortalare le più belle zone della Sardegna con i miei colori. Quindi a me piace molto i dipinti sul tramonto, no? Quindi far figurare le persone o anche gli animali e tutto l'insieme, no? Diciamo, fare l'ipotesi se fai un dipinto a quest'ora qua, no? Prendere, perché in quest'ora qua sono i più bei colori, no? Che diciamo, sia dalla mattina che dalla sera, che ti mostrano sia l'apertura del giorno ma anche la chiusura del giorno, no? Quindi di una giornata lavorativa, travagliata, capito? E quindi sono queste le cose, le mie caratteristiche e che rispecchiano il mio carattere, diciamo, a livello pittorico. Sono arrivato a Piacenza, diretto, secco. Ho avuto la fortuna di lavorare in un'azienda che opera in tutto il mondo. Ho fatto tanto sud-est asiatico, ho fatto 3 anni in Malesia dove mi sono portato la famiglia, ho fatto 5 anni dal 2018 fino al 2023 in pianta stabile negli Stati Uniti. Nel frattempo, in questi 25 anni, ho girato Europa dappertutto, est, ovest,
facendo sto lavoro da trasfertista, quindi sono emigrato dalla Sardegna per venire a Piacenza e poi ho fatto anche l'emigrato a Piacenza con la famiglia piacentina all'estero. La sede, un tempo una corte agricola con fienili e stalle, è oggi uno spazio comunitario accogliente. L'edificio, semplice ma ricco di dettagli, racconta la vita della comunità. Sale per incontri, angoli espositivi e ambienti pensati per custodire ricordi e iniziative. Per farci scoprire come si anima ogni giorno, il presidente ci accompagna in un breve tour tra gli spazi che ospitano attività, progetti e momenti di condivisione. Vi faccio vedere un po' come sono costituiti i nostri saloni. Qua fanno le riunioni sia i presidenti che anche il nostro presidente. Di qua si decide un po' tutta la tematica e tutta la politica del mondo Fasi. Quindi abbiamo anche il nostro piccolo angolo del Cagliari Club. Sono tutta una serie di libri relegati comunque alla cultura sarda, da scrittori a cantautori, e poi comunque abbiamo anche una parte dedicata alla fondazione del nostro circolo, che ci sono vecchie fotografie e vecchi manoscritti per quanto riguarda i nostri vecchi fondatori. La sede è stata ristrutturata circa 4 anni fa. Abbiamo iniziato io, Bastianino e un nostro amico Simone, nel buttare giù dei muri con martello e scalpello, e poi abbiamo ristrutturato un po' tutto il caseggiato. Questa qua è la sala principale dove noi del Gremio Sardo ci riuniamo per fare le nostre riunioni, per un po' decidere per quanto riguarda i nostri eventi, quindi come si fanno e come, in base a che data e come bisogna strutturarci. E qua ci organizziamo i pranzi degli eventi, con i cuochi. Qua c'è sempre Pierino all'opera. Qua all'interno abbiamo gli uffici presidenziali, che sia quello di Bastianino Mossa, che poi mi interfaccio io per quanto riguarda la gestione del circolo sempre Gremio Sardo, con vari premi che ha avuto durante la sua prima presidenza. Gli uffici interamente della segretaria della Fasi, di Federica. Questa qua è un'altra postazione. Di qua Federica gestisce proprio tutto il mondo Fasi per quanto riguarda tutti i circoli che fanno parte comunque del pianeta Fasi. Qua all'interno abbiamo creato una foresteria dedicata a tutti gli emigrati sardi che vengono con necessità magari di studi o per quanto riguarda qualsiasi tipo di necessità anche di cure, qualsiasi tipo sia la necessità. Questa stanza qua è a completa disposizione di tutti coloro che hanno bisogno di un supporto logistico. Qua all'interno c'è l'archivio nazionale e sia l'archivio anche del gremio, con cui sono stati istituiti i primi passi per quanto riguarda la fondazione sia della Fasi e sia anche del gremio. Tanti no, è stata fatta a mano proprio una bozza della prima tessera che erano a fare sul ciclo del saldo in Piacenza. E dai noi in poi comunque sono stata fatta questa tessera, sì, che come impariamo su guadagnare in tutta questa fase.
addirittura non abbiamo scritto Forza Varis, questo colore che pare che sia la maglietta del suo castello. Noi bisogna proprio sopprimere, quindi bisogna so fondatore del suo ciclo, noi abbiamo scritto dottor Toshiri, dottor Vullo, sono proprio fondatore del suo ciclo, poi abbiamo avvocato Cossu, dottor Peralta, il signor Cossu, signor Foddai, signor Massoni, binata addirittura abbiamo scritto il 5-6 telegramma urgente a Foddai, sono stato documentato, addirittura sul telegramma che sono stato mandato. L'avvocato Cossu fu un partigiano che ha contribuito a liberare Piacenza dal suo nazifascismo. Il ricambio generazionale non è mai semplice, tempi, stili di vita e modi di socializzare cambiano. Eppure, qui a Piacenza c'è ancora speranza. Eleonora, pur non essendo nata in Sardegna, ha ereditato dai genitori e dai nonni un forte legame con l'isola. Nei limiti del possibile, partecipa attivamente alla vita del circolo, contribuendo a mantenere vivi tradizioni e comunità. Nonostante io appunto non sia nata in Sardegna, ma sono una sarda di seconda generazione, ho un forte legame con la Sardegna. Ciò che mi lega principalmente alla Sardegna è il ricordo dei miei nonni, perché comunque fin da quando sono piccola, proprio appena nata, ho sempre passato tutte le mie estati giù in Sardegna con loro. E dopo il Covid, purtroppo anche per motivi vari, tra cui il lavoro e altre cose, ho smesso di passare così tanto tempo in Sardegna, ma comunque il ricordo è sempre quello. Quando posso vado a salutare i miei nonni, ci sto ben volentieri. Ho anche un gruppo di amiche che mi aspettano sempre e ho un forte legame con loro perché ci vediamo pochissime volte all'anno, ma quando torno per me è sempre come tornare a casa. Non c'è mai una differenza, quando torno è come se nulla fosse cambiato. Per motivi vari frequento meno rispetto a mio papà, perché comunque ci sono pochissimi giovani, quindi faccio un po' fatica anche a partecipare alle iniziative, però quando posso vengo volentieri a dare una mano a mio papà, come oggi, quindi insomma cerco di essere parte nonostante ci sia pochissima gente nella mia età. E questo è il mio legame essenzialmente. A me piace tantissimo questo ricordo che ho della mia nonna che fin quando avevo avuto 15-16 anni lei mi vestiva e mi faceva indossare il vestito tipico del nostro paese, perché i miei genitori vengono da Ittiri e i miei nonni sono di Ittiri e mia nonna mi faceva proprio indossare questo vestito e mi ricordo che mi acconciava, mi metteva tutti i gioielli, mi sentivo proprio una principessa, nonostante quando lo racconto le mie amiche in un qualche modo non è che non capiscono, però è un sentimento particolare, ma questo legame è la cosa che più mi piace della cultura sarda, sapere che c'è ancora questa tradizione così viva che in altri paesi non esiste. Ancora io vedo le mie amiche che indossano questi vestiti che sono bellissimi, pieni di oro, pieni di gioielli e tu ti senti fantastica per un giorno perché sai che lo stai facendo per il tuo paese e per la tua cultura, quindi questa cosa qua mi piace tantissimo perché è una cosa che qua non si sente più e mi fa onore sapere di averlo fatto con i miei nonni. Alcuni sardi, se potessero, tornerebbero subito in Sardegna, altri hanno ormai messo radici lontano dall'isola, eppure chi vive lontano non smette di trasmettere ciò che ha imparato, insegnano le tradizioni, la cultura, la lingua madre alle nuove generazioni, mantenendo vivo il legame con le proprie radici. Così, anche a distanza, la Sardegna continua a esistere attraverso chi porta con sé il suo patrimonio e lo condivide con la comunità. Mia figlia è architetto e infatti ha anche un lavoro in Sardegna, infatti continuo a dire andiamo a abitare a Ghilarza. È proprio come se ti mancasse un pezzo, è difficile da spiegare a parole. Quando si parla della Sardegna loro sono molto malinconici, secondo me loro se potessero tornerebbero lì domani stesso. Sono molto orgoglioso di essere sardo. I miei figli, anche se sono nati qua,
sono sardi, perché a casa mia ci si esprime in Porto Torrese. Ecco. L'unica cosa che mi interessa è promuovere nella mia arte, far vedere delle belle zone della Sardegna e soprattutto fare da connubio per i prodotti sardi. Noso si vadeu nai da esattros ittaseus. E mi seo che da roscia che noso continuaus a pensare custu pocos, locos, malunidos. Noso non seus questa cosa, noso seus sa paradura, noso seus s'aggiudu torrau, noso seus is fille anima. Nos useus su Santu Anni. Sa cultura nostra est una cultura de unione, non est una cultura da divisione. Cancuno s'annau di aici vo si convinci e quando nosu se os apponni totus in pari può andare potrevai custos fueddus che non funti fueddus da sardus, funti fueddus da strangius che si ointinai, commenta sempre, chi seus, ita depeus vai e commenti du depeu fai. Tanto questa a noi sì, babos e mamas è sempre questa cosa primaria, tramandare comunque questa cosa fino al nostro, quindi sa usanza, sa tradizione. Da noi veniamo noi, sì. Sa nostra raghina, sa limba, sa costume, e figlio mio, per fortuna mia, sono abbastanza attaccato a questa usanza. E spero che sono giovani che arrivino ai noi, pure chi studiano o chi viene a lavorare, appena si mettessi gana, si mettessi osa, di continuare comunque a avere questa gana di poter continuare a vivere questa Sardegna come la stiamo vivendo noi sinora. Mancai de atteso dessa Sardegna di este chi esighi da essere prima di tutto sardo, che impara da sospezzino sul valore de sa raignas, che esighi a fare vivi sa cultura, sa limba e sa tradizioni. Casa identidade non ten laccanas e sos ambasciatori dello popolo sunti sos chi du portano in su goro in calesi sia luguande.